Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stato effettuato il primo ritrapianto in Italia di intestino pediatrico. A ricevere l'organo un coetaneo del ragazzino di 12 anni morto dopo essere stato investito da un'auto pirata nel Vibonese. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto l'altro bambino è stato sottoposto ad un delicato intervento durante il quale gli è stato trapiantato per la seconda volta nel corso della sua giovane vita l'intero tratto intestinale. L'assessorato ed il Dipartimento regionale all'ambiente hanno avviato la procedura per interventi di emergenza nello stabilimento Seteco di Marcellinara. Lo stabilimento, adibito alla produzione di fertilizzanti da rifiuti organici e sequestrato dall'autorità giudiziaria, sta creando grande preoccupazione per i seri rischi ambientali e sanitari derivanti da fenomeni di autocombustione dei rifiuti. Dopo la nomina, il commissario ad acta dovrà provvedere alla messa in sicurezza del sito. Entro il 15 settembre l'ospedale Annunziata di Cosenza avrà le 4 sale operatorie pronte dal 2005 e finora mai entrate in funzione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti in conferenza stampa con il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Paolo Gangemi. Scopelliti ha chiesto la collaborazione di tutto il personale per migliorare il comparto e quindi diminuire l'emigrazione. A Rogliano, ha dichiarato Gangemi, abbiamo previsto il day surgery e la dialisi. Continua il programma di controlli e verifiche della terza commissione sanitaria regionale guidata da Nazareno Salerno, che ieri ha visitato gli ospedali di San Marco Argentano e Castrovillari. Alle 2 visite ha partecipato anche il presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti. L'obiettivo è quello di conoscere nel dettaglio lo stato delle strutture per poter porre in essere le misure più indicate per il rilancio della sanità. Questo è quanto ha ribadito il governatore. È stato inaugurato ieri, alla presenza dell'assessore al turismo della città di Reggio Calabria, Enzo Sidari, il nuovo infopoint del comune. Il punto di informazione dedicato ai turisti e ai residenti è collocato sul lungomare Falcomatà, nei pressi dell'ingresso della città dello Stretto. La struttura garantirà, grazie all'ausilio di personale specializzato e di hostess multilingue, l'informazione turistica a 360 gradi. I consumi delle famiglie sono sempre più ridotti al sud e in costante crescita al nord, è quanto emerge dal rapporto dell'Ufficio Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia, e tra le famiglie più in affanno spiccano quelle calabresi, con un calo del 34,8% tra il 2008 e il 2009. Per quanto riguarda le spese destinate ai consumi, per il 2010 la cifra resterà praticamente invariata, mentre si prevede un leggero aumento nel 2011. Sarà un battesimo di fuoco quello delle regole per chi guida, contenute nel nuovo codice della strada. Entreranno infatti in vigore domani, proprio durante questo weekend di Ferragosto, tradizionalmente indicato con il bollino rosso. Tolleranza zero quindi soprattutto per l'uso di alcol per chi si mette al volante. Ferragosto sotto il sole al sud, mentre il maltempo sembra caratterizzare le tradizionali gite fuori porta al nord. Si è tenuto nei giorni scorsi a Cinquefrondi, nel Reggino, l'attesissimo concerto di Paola Turci. I primi 2 album della trilogia sono dedicati all'amore e alle donne e vedono la cantante romana abbandonarsi al romanticismo dopo un passato di rabbia, ostilità e polemica. Nell'ambito della rassegna Estate Cinquefrondese 2010, organizzata dal Comune, presente anche il comico Lallo Circosta.